l'orario cadenzato non va proprio giù a lavoratori e studenti costretti a servirsi dei treni e a Quarto d'Altino l'ennesima protesta contro la sospensione del treno delle 5:45 dal 9 giugno fino a settembre. Un convoglio importante per i turnisti che lavorano a Venezia e nelle isole della laguna. Oggi ci siamo incatenati perché l'orario cadenzato ci ha portati a incatenarci. Qual è il problema? Il problema è che noi avevamo un paio di corse, adesso ce ne tolgono di più, tutte per andare al lavoro. Noi vogliamo le 5:45 al mattino da Quarto d'Altino per Venezia, che ci permetta di andare a lavorare tutti i giorni, tutto l'anno. Siamo arrabbiati, ci dicono, e con i portafogli vuoti. Non abbiamo ricevuto risposte dalla Regione, che a quanto sembra considera i lavoratori come gli studenti. Peccato che questi ultimi usino i treni per lo più dopo le 7. Io abito a Meo, lo faccio un esempio adesso, fino alle 13:40 non ho il treno per tornare. È possibile che ci siano 3 ore di buco nel mezzo della giornata? Che orario cadenzato è un orario del genere che prevede 3 ore di buco nelle fasce centrali della tarda mattinata, 2 ore di buco la sera dalle 20 alle 22 non ci sono treni, dopo le 22 ci sono gli autobus, questo non è un orario cadenzato. Da Quarto d'Altino alternative per viaggiare con altri mezzi non ce ne sono, niente pullman, solo l'automobile personale, ma è con ogni evidenza un mezzo di trasporto troppo costoso. Io non so chi abbia fatto questi orari, levare via il treno delle 5:45, che ci sono tutti i lavoratori che devono andare a Venezia, qualsiasi tipo di lavoratore, perché Venezia è una città turistica e praticamente levano via l'orario, dunque adesso ci prendiamo la macchina per andare a lavorare, cioè è un disastro veramente. È tanta la rabbia dei pendolari, se non saremo ascoltati, dicono, protesteremo ad oltranza.